Bentornati, o voi cercatori di oscure menti. Come sapete, non occorre possedere poteri magici per essere malvagi. A volte basta solo lasciar scorrere la vena di perfidia di cui l'essere umano è dotato sin dall'alba dei tempi. Parliamo infatti oggi di Lady Tremaine, la matrigna di Cenerentola, divenuta l'incubo di ogni fanciulla, il cui padre manifestasse intenzioni di un secondo matrimonio. Coi topolini parleremo in seguito. Adesso andiamo. A ennesima riprova che non esiste mostro peggiore dell'essere umano, capace, come nessun'altra creatura dell'immaginazione, di farci paura e di essere crudele. Il cattivo Disney di questo video è assolutamente spoglio di tratti magici o peculiarità sovrannaturali, ma questo serve a rendere la sua perfidia ancora più intensa e verosimile. Era il lontano 1950, quando nelle sale usciva una pietra miliare dell'animazione, il classico Disney sempre imitato, ma mai eguagliato, Cenerentola. Non basterebbe davvero un video di un'ora per elencare i motivi per i quali ogni film successivo dovrebbe rispettosamente chinare il capo in presenza di tale pellicola, e quindi ci limiteremo a puntare lo sguardo sull'antagonista. Un personaggio il cui livello di malvagità è tale che persino Lord Voldemort prenderebbe appunti. Parliamo naturalmente della matrigna cattiva per antonomasia, Lady Tremaine. Di lei non ci viene fornito un background. Sappiamo solo che fu la seconda moglie del padre di Cenerentola e che da un precedente matrimonio ha avuto 2 figlie. Qualche parola sul suo aspetto. Già al solo vederla intuiamo che con lei ci saranno rogne a non finire. Si pone a metà fra l'inflessibile direttrice di un collegio femminile e un'elegante fattucchiera, con i suoi abiti severi sulla tinta del viola e del porpora, colori che si associano alla nobiltà ma anche alla frustrazione. Le sue fattezze sono eleganti, vagamente androgine, disegnate con una tecnica che mette in risalto il realismo della sua espressione e dei movimenti. Gli animatori hanno eseguito un vero capolavoro, donandole atteggiamenti e gestualità fluide e assolutamente plausibili, discostandola altresì dalle movenze teatrali, isteriche ed esagitate delle figlie Anastasia e Genoveffa. Nei suoi occhi verdi serpeggia una mente sveglia ed elaborata, sempre pronta alla macchinazione. Basta uno sguardo per sentirci messi in soggezione, poiché sappiamo bene che sta architettando qualcosa, ma non sappiamo come la metterà in atto, né quando lo farà, facendoci vivere in un limbo di angoscia perenne. In molti sono persuasi che Lady Tremaine sia animata dalle stesse motivazioni che pervadevano la regina cattiva di Biancaneve, ovvero un'invidia feroce nei confronti della figlia adottiva, ma dal suo comportamento si evince al contrario una ragione diversa, più semplice e, se possibile, ancor più inquietante. Lady Tremaine, infatti, si comporta in modo autoritario e tirannico con Cenerentola per il semplice fatto che ella non è sua figlia e quindi non è meritevole di alcuna considerazione. Nel lungometraggio non c'è nulla che induca a pensare che fra le due sia nato dell'astio in seguito all'invidia, anche perché Lady Tremaine non sembra eccessivamente vanitosa o preoccupata per il suo aspetto esteriore, il che ci conduce alla disamina della sua personalità. Anche se l'abbiamo definita malvagia, e non si può certo dire che l'immagine di tale donna non calzerebbe a pennello accanto a questa parola in qualunque vocabolario, la sua cattiveria è più verosimilmente un parossismo di quella che potremmo definire insensibilità estrema e una spiccata tendenza all'arrivismo. Per esempio, com'è possibile che il padre di Cenerentola
abbia deciso di portarsi in casa una donna simile. Era l'unica opzione su Tinder? Lady Tremaine non manca certo di fascino, ma la fiducia non è certo il primo sentimento che balza in mente guardandola in viso. Ciò ci porta a dedurre che forse il pover'uomo è stato convenientemente plagiato dalla donna, invischiandosi in un matrimonio che da parte di lei non era altro che un comodo, per arrivare a ciò che davvero le importava. Una bella casa, tanti soldi, un titolo nobiliare per sé e un futuro per quelle due ninfe delle sue figliole. Sappiamo molto bene che l'ingegno di codesta donna è capace di questo e altro, ma perché accanirsi tanto spietatamente sulla figliastra? Come già detto, l'empatia di Lady Tremaine verso quella che è in tutto e per tutto, almeno secondo la sua visuale, un inserto non richiesto dell'eredità, potrebbe colmare la bocca di un acaro. In secondo luogo, essendo sì insensibile, ma per niente stupida, è di certo conscia di quanto penosamente carenti siano le figlie biologiche di ogni pregevole qualità, difetto che sarebbe risultato evidente come un faro nella notte se per la casa si fosse aggirata Cenerentola, con indosso bei vestiti, pulita e fresca come un bocciolo di rosa. L'infingarda, pertanto, ha ben pensato di addobbare la congiunta come uno spaventapasseri e obbligarla a eseguire i compiti più umilianti, sporchi, faticosi e degradanti possibili, per renderla ancor meno vistosa e sottrarle avvenenza. E la cosa magnifica è che fallisce clamorosamente nell'intento, perché sebbene i plotoni di furiose femministe vedano in Cenerentola l'esempio di tutto ciò che una donna non dovrebbe mai diventare, ella invece è un modello che un po' tutti, femmine e maschi, dovremmo sforzarci di seguire, corretta, umile, dignitosa e assolutamente gentile anche nei confronti di due oche psicopatiche e di un avido mostro in gonnella viola. Diversamente da altri villain, inoltre, Lady Tremaine si mostra ancor più subdola e calcolatrice che mai. Ogni azione che compie, anche quella più umanamente rivoltante, resta sempre e comunque in certi limiti, che la rendono inattaccabile da un punto di vista prettamente giuridico. Così non fosse, nulla impedirebbe alla vittima di cercare attivamente aiuto all'esterno. Inoltre, a parte che in poche occasioni impartisce i suoi ordini con autorità, ma anche con un certo freddo garbo. È innegabile che abbia eretto una barriera fra lei e la figliastra, e lo capiamo dall'appellativo signora madre con il quale Cenerentola le si rivolge, la cosa forse più agghiacciante di tutto il film. Al contrario di quelle sconvolte delle figlie, apertamente ostili e maleducate nei confronti della sorellastra, Lady Tremaine agisce in modo molto più sottile, senza mai perdere il controllo di se stessa o della situazione, e questo è ancor più sadico, poiché induce la poverina a sperare, illudendola, quando invece la matrigna aveva già architettato un modo per negarle ciò che voleva. Altro episodio nel quale emerge tutta l'algida perfidia di questo antagonista sopraffino è la scena in cui Cenerentola, con l'abito confezionato dagli infaticabili topini, raggiunge la famiglia per partecipare al ballo di gala. Logicamente, la matrigna non si aspettava che ciò accadesse e mai potrebbe acconsentire che una bella figliola come Cenerentola possa compromettere i suoi piani, che consistono nell'utopica speranza di far sposare uno dei suoi due sgorbi con il principe, cosa che poteva funzionare solo se egli fosse stato miope e ubriaco. Ma ella è stata giocata dalla sua stessa promessa. Se Cenerentola avesse svolto tutti i lavori e avesse trovato un abito consono all'occasione, avrebbe potuto andare insieme a loro. Ma la Tremaine è furba, molto furba. Si avvicina alla figliastra e allo spettatore già si gela il sangue, perché sa bene che quella sta macchinando qualcosa. Infatti, senza scomporsi né agitarsi, butta lì un commento sulla collana indossata da Cenerentola e boom! Prende vita quella che è a tutti gli effetti una scena di violenza domestica. Non c'è nulla di più atroce di quel sarcastico e soddisfatto buonanotte detto da Lady Tremaine ad una scioccata e traumatizzata Cenerentola prima di lasciarla sola. La cosa tragica è che la crudeltà della matrigna è attuata per prevenire un evento neanche minimamente sperato dalla fanciulla. Cenerentola, infatti, non aveva alcuna mira sul principe e non era suo intento cercare di attirarlo, come invece congetturava la Tremaine. Tutto quello che desiderava era una serata di divertimento, insieme a quella che, nel bene o nel male, considerava la sua famiglia.
È anche interessante notare che sono state le subdole trame di Lady Tremaine a realizzare ciò che ella stessa più temeva. Se avesse permesso a Cenerentola di andare al ballo, è del tutto plausibile che sarebbe passata inosservata, una ragazza frattante. Al contrario, impedendoglielo e rendendo necessario il magico intervento della buona fata madrina, ha fatto sì che Cenerentola risultasse la più bella, attirando l'attenzione del principe. Serpe fino all'ultimo, Lady Tremaine le proverà tutte, pur di impedire che Cenerentola sposi il nobiluomo. La chiuderà in soffitta, farà finta di non avere altre figlie, arriverà a provocare la distruzione della scarpetta di cristallo, esacerbando l'odio che ognuno di noi ha nutrito nei suoi confronti per tutti i terribili tuffi al cuore che ci ha provocato. Ma alla fine non c'è più bella soddisfazione che vedere l'espressione di puro sbigottimento esplodere nel volto di Lady Tremaine quando Cenerentola estrae la seconda scarpetta di cristallo. Uno dei grandi meriti della premiata ditta Disney è sempre stato quello di proporre antagonisti molto verosimili, che trovano un effettivo riscontro con la vita reale, e Lady Tremaine ne è forse l'emblema. Malgrado sia comparsa negli anni 50, la sua figura è più attuale che mai, anzi, forse persino profetica, dato che ai giorni nostri le persone a lei comparabili sono sfortunatamente una triste realtà. Esse sono il simbolo dell'arrivismo senza empatia, del potere conquistato a forza di macchinazioni e intrighi diabolici. Tanta è la loro foga nell'ottenere i loro scopi e l'impegno per generare nuovi sotterfugi che sovente non capiscono che il lato migliore dell'esistenza è fatto di momenti semplici e non programmati, di piccole gioie quotidiane che vanno gustate ogni giorno e che le cose più belle capitano quando meno te lo aspetti.